il nostro Lorenzo Pezzotti! E allora ci siamo un po' dilungati, sembra di stare a casa perché qua ci sono praticamente tutti, Regina, Riccardo, Christian, vedo anche la Ciana, la Kelly. Ti hanno tutti fatto anche quanti. la nebbia come a Milano, Sì, visto? sì, sì, io mi sono vestita da gallina padoana, per cui siamo tutti Tema. in tema. E poi voglio salutarlo, l'ho incontrato, il nostro principe Maurice, l'ho incontrato qua stasera, ma ci siamo incontrati a Londra per i 60 anni della regina d'Inghilterra. Lui era in prima fila con Grace Jones, io ero dietro, poveraccia. Non posso dire da invidiosa cosa si direbbe, però sì. Stasera ci siamo trovati qua, ma sono molto amici lui e Grace Jones, che ha fatto impazzire Londra con questo hula hoop. Ho amato, amato, amato. E poi naturalmente lei, la migliore delle peggiori, la nostra regina, 65enne, sempre d'assalto, guarda, più ancora vecchia di Madonna e sempre giovane, adoro, adoro, adoro. Come si chiamano? Come si chiamano? Sì, chiamiamo la follia, cosa mi hai scritto? Muori, ok. Ok, adesso la sedia. Guarda, l'anno scorso a Torre del Lago me l'ha rubata davvero la L'anno scorso a sedia. Torre del Lago dove eri? Seduta per terra perché me l'ha rubata davvero la sedia. È vero. Allora partiamo con la sfilata, io vado giù. E allora tu vai andiamo giù? adesso. Io vado anch'io giù, E grazie. allora adesso vedremo per la prima volta, Le nostre giuria, concorrenti. non dovete votare adesso perché vedremo un assaggio di tutte insieme appassionatamente, queste donne che si mettono per la prima volta, chi ci ha già provato 20 volte, chi per la prima volta in questo scintillante mondo delle drag queen. E allora dopo il Pret-à-Porter di Milano, l'Haute Couture di Parigi, lo street style di Londra, stasera le nostre New York City Sexy Girl. Iniziamo con lei, Lady Diamond. Avvicchiata in un stile da fare a brividire i primi del Queen. E anche se potrebbe impazzire per questo copricapo. Mi ha detto di non dirlo. E qua vediamo anche la giuria, quella un po' più petticola che guarda, con l'occhio livido. E arriva Lady Spectra! Nero, argento, a me. Una colata di vento. Un minimal spezzato da possiamo dire un tigrato a cavalli. E arriva Amanda Vivarova. Un classico bustier che per una drag non manca mai nell'armadio. È un po' come un tubino nero di Chanel per una donna vera, immancabile. I colori sono in tacca, acceso, verde marcio, e arriva la nostra Lacri! La potete scartare, la potete toccare, la potete buttare. Argento, lucente, bacio perugina. La fantasia è Lucy, passione bionda.
la bambolina, ci sta il bustier, la scarpa Soul James con il cambio,